Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Prealpina.it. Partiamo dalla viabilità con i nuovi lavori nel comparto di Largo Flaiano che da questa mattina hanno portato alla chiusura del tratto finale di Viale Borri e a disagi per gli automobilisti. Vediamo il servizio con le immagini dell'agenzia Blitz. Rivoluzione Largo Flaiano, nuovi disagi per il traffico intorno al crocevia più importante d'ingresso a Varese, dove confluiscono la bretella autostradale, Viale Borri e le strade che portano nel centro storico. Da questa mattina la polizia locale è impegnatissima a districare il traffico formatosi nella tratta finale di Viale Borri, quella che da via Giù Gasparotto conduce proprio in Largo Flaiano, chiusa in direzione centro per una nuova tranche del cantiere. Per chi percorre Viale Borri in direzione centro, all'altezza del semaforo con via Gasparotto, è obbligatorio svoltare a sinistra su quest'ultima, mentre è vietato proseguire dritto su Viale Borri. Da via Gasparotto è possibile raggiungere l'autostrada o girare su Viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città si consiglia di evitare Viale Borri e scegliere percorsi alternativi. Nulla è cambiato invece in direzione della periferia. L'obiettivo principale dell'intervento in Largo Flaiano, al termine del quale sarà creata una nuova grande rotonda, è eliminare i semafori all'ingresso dall'autostrada in città e migliorare così la viabilità dell'intero comparto, da decenni punto dolente per chi entra a Varese. Sempre in tema di viabilità, ancora problemi per i collegamenti tra Lombardia e Piemonte lungo il Ticino. Dopo la chiusura del ponte tra Turbigo e Gagliate, tocca ora a quello che unisce Sesto Calende e Castelletto. Vediamo il servizio. Lavori al ponte di ferro di Castelletto Ticino Sesto Calende, un mese di disagi per gli automobilisti. Il ponte stradale sul Ticino lungo la statale del Sempione infatti sarà interessato da lavori di manutenzione. La chiusura della struttura si svolgerà in due modi dal 20 giugno al 17 luglio, senso unico alternato dalle 6 alle 22 regolato con impianto semaforico, chiusura notturna totale dalle 22 alle 6. ANAS ha programmato a sorpresa l'avvio dei lavori di rifacimento dei giunti del ponte, da mesi usurati e pericolosi soprattutto per ciclisti e centauri, informando ieri le amministrazioni coinvolte. Sesto Calende aveva già programmato di chiudere temporaneamente l'alzaia Leandro Mattea dal 15 giugno al 30 settembre trasformandola in zona riservata a pedoni e ciclisti. A seguito dei lavori di ANAS, il sindaco Giovanni Buzzi ha deciso di posticipare la chiusura del lungofiume ad una data successiva alla fine dei lavori sul ponte. Diventa dunque sempre più problematico il collegamento su asfalto tra Lombardia e Piemonte lungo il fiume Azzurro, parzialmente chiuso per 2 mesi infatti anche il ponte che collega Turbigo con Gagliate. Per la cronaca si sono registrati ancora molti incidenti sulle strade della provincia, alcuni con esiti tragici. Dopo la morte di un motociclista di 69 anni avvenuta ieri pomeriggio a Verghiera di Samarate, nella serata a Saronno, paura per una donna di 39 anni che alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata in via San Francesco. Trasportata in ospedale, non è per fortuna in gravi condizioni. Feriti e rallentamenti questa mattina anche sull'Autolaghi a causa dello scontro tra due auto nel tratto fra l'innesto dell'A36 e lo svincolo di Busto Arsizio. Soccorsi 2 conducenti, lunghe code in direzione di Milano. A Varese, un 24enne originario della Libia è finito ai Miogni accusato di ben 3 rapine ai danni di 5 persone commesse nel giro di una quarantina di minuti nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno, tutte e 3 nella stessa zona, tra le vie Cesare Battisti e Felicità Morandi. L'allarme era stato dato dalle prime vittime e così l'intervento dei carabinieri è stato rapidissimo e di successo. Il 24enne è stato individuato dai militari e arrestato. La refurtiva, denaro, oggetti preziosi e cellulari, è stata recuperata e restituita ai proprietari. Per mettere a segno le rapine, il giovane aveva usato un coltello col quale aveva minacciato le proprie vittime. Sempre nel cuore di Varese sono imminenti nuovi lavori di restauro al tetto e alla facciata della Basilica di San Vittore. Ce ne parla Renata Manzoni. Alla fine di questo mese di giugno, dei nuovi ponteggi circonderanno la Basilica di San Vittore. Questa volta, dopo il termine dei lavori al campanile, toccherà infatti alla chiesa più importante della città. È accaduto che durante i lavori al Bernascone, infatti, sia stata notata una macchia sopra il soffitto della Cappella della Dolorata. La seconda
a destra entrando nella basilica e da qui si è proceduto a una serie di attività per verificare a che cosa fosse dovuta questa macchia di umido. Si è così accertato che occorrono dei restauri sia al manto di copertura sia alle superfici del tiburio e della parte alta dei fronti laterali della basilica stessa. Tutte queste opere saranno possibili grazie al risparmio che si è ottenuto di circa 200.000 euro sui lavori del campanile e quindi entro 6 mesi anche la Basilica di San Vittore sarà completamente restaurata come l'adiacente campanile. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.